Bentrovati nuovamente amici sportivi rossoblu, benvenuti al campo Polese di Cagliari, dove stanno per fare il loro ingresso in campo Ferrini e Torres per la gara valida per la 25esima giornata del campionato di eccellenza. Piove e tira vento, situazione un po' difficoltosa per chi è in tribuna, squadre che in questo momento stanno entrando in campo. Gara che, come vi ho anticipato, sarà preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa tragica venuta questa notte di Davide Astori, calciatore in forza alla Fiorentina, cui era anche capitano, scomparso prematuramente. Tutta la Serie A è ferma, ma campionati dilettantistici sono in campo. Si gioca dunque e vi leggo quali sono le formazioni che tra pochissimo si daranno battaglia. Ferrini con Tronci, Argiolas, Garau, Metta, Fiori, Mancusi, Sigismondo, Balistreri, Botta, Bigoni e Argiolas. Allenatore il signor Francesco Giordano. Torres in campo con Pinna, Casus, Panu, Mannoni, Minutolo, Merenda, Sarrizzu, Piga, Chelo, Diouf e Spinola. Vi ho anticipato dell'assenza di Sandro Scioni, infortunio muscolare per lui, quindi non sarà della partita e non sarà presente, ovviamente neanche in panchina, è presente però in tribuna, sostenere la squadra, comunque squadre che si preparano per il minuto di raccoglimento, che osserveremo naturalmente anche noi, un religioso silenzio. Tutto pronto. Il signor Giampaolo Scifo della sezione di Nuoro a dare il via a questo minuto di raccoglimento. Eccoci qui, pronti per dare avvio a questa sfida, gara fondamentale per il cammino rossoblu. Poche giornate dal termine del campionato, c'è da consolidare la posizione conquistata dopo una lunga rincorsa, posizione playoff. Ferrini si trova in una posizione di classifica relativamente tranquilla. Sarà proprio il Ferrini ad avere il calcio d'inizio. Ferrini in tenuta bianca, rosso-blu, completo della Torres. Tutto pronto per dare avvio a questa gara. Quasi pronto, c'è l'arbitro che sta consultando il suo assistente. Abbiamo detto situazione climatica non particolarmente favorevole, piove e tira un forte vento, è difficile un po' anche in questa tribuna scoperta. Spero vi arrivi forte e chiara la mia voce, ma vi ricordo che la partita è anche in diretta streaming sui canali di Diretta Sport Live TV. Per questa gara che è vietata ai tifosi rossoblu. Tutto pronto ora, fischietto in bocca per il signor Scifo. Partiti. Abbiamo detto a Ferrini subito con il pallone in avanti, lascia scorrere Minutolo per Torrepinna. Torres, che abbiamo detto deve fare a meno di Sandro Scioni in mezzo al campo. Il resto della formazione
al completo. Intanto seguiamo questa azione della Ferrini con Merenda che riesce a stoppare l'iniziativa dei padroni di casa, poi apertura di Spinola per Sarrizzu apre tutto dall'altra parte per Diouf, che però deve rincorrere un pallone che riesce a tenere in campo e viene messo in fallo laterale. Dunque rimessa in gioco a favore dei rossoblù sull'intervento di Garau su Diouf. Va Casu che ha una lunga rimessa, palla in mezzo all'area, prova col piede di testa, c'è Spinola che controlla il pallone, si gira, Spinola in mezzo all'area e poi il suo tentativo messo in calcio d'angolo. Questo era il primo corner della gara a favore dei rossoblù. Azione di Spinola che ha tentato di girarsi da spalle alla porta, provato a mettere il pallone in mezzo ma è stato deviato in corner. Va Mannoni dalla bandierina, palla corta proprio per Spinola che si gira ma non riesce a tenere il pallone in campo. Palla sul fondo, ci sarà rimessa per Tronci. Siamo sotto la pioggia, quindi un po' di difficoltà anche nel controllare i nomi dei giocatori. Intanto si gioca con la Ferrini che usufruisce di una rimessa laterale, c'è Mannoni quest'oggi con il numero 4 a dare a battaglia in mezzo al campo, la palla termina in piedi di Fiori che mette all'indietro per Tronci, rilancio lungo di Tronci che trova, anzi non lo trova perché il controllo è errato. Garau sistemato a sinistra della difesa di mister Giordano, intanto palla in avanti di Piga, palla che filtra, c'è la corsa di Diouf, arriva prima Tronci, Torres subito aggressiva sui portatori di palla, c'è Chelo che va a rincorrere, attenzione, ruba palla Chelo, poi deve intervenire, non c'è il calcio d'angolo, deve intervenire il compagno ad aiutare Metta, si era fatto rubare palla sull'attacco di Chelo. In avanti c'è una spinta di Casu, calcio di punizione a favore della Ferrini proprio davanti alla panchina di mister Giordano. Attenzione al calcio di punizione, un pallone che sarà sicuramente uno spiovente in aria. Salgono anche i giocatori più alti della Ferrini, Fiori e Mancusi. Attenzione al numero 6, proprio Mancusi un po' da solo lì sulla destra, invece c'è uno schema con una palla in avanti, però sbaglia tutto la Ferrini. Ha provato con un inserimento di Garau tutto sulla sinistra invece di mettere in aria, ma il pallone era troppo lungo, termina sul fondo. Avanza Merenda, palla al piede, lancio in avanti di Merenda, Chelo, la palla viene agganciata da Chelo, c'è Diouf dalla linea di fondo, Diouf mette al centro, c'è la parata di Tronci, questo tiro cross di Diouf, intervento di Tronci a sventare, che era proprio sulla linea di porta, ma è intervenuto Tronci. Intanto ancora seguiamo la Ferrini subito dall'altra parte, Balistreri scarica l'indietro, palla al centro dove c'è Migoni dall'altra parte sulla destra, schizza via però la sfera, nulla da fare per Migoni che abbiamo detto ex in campo quest'oggi. Si riparte dal rinvio di Torre Pinna, palla per Merenda, avanza Merenda, Minutolo, Mannoni scende spesso a prendere il pallone, poi lancio lunghissimo per Spinola, c'è l'anticipo però su Spinola di testa, palla in fallo laterale, subito Spanu però per Piga, all'indietro per Merenda, ancora Merenda, palla al piede, giro palla della Torres con Minutolo, poi Casu, fare uscire la Ferrini, Piga
riceve, mette all'indietro Tore Pinna. Torres che sta giocando con i consueti due esterni alti, Diouf e Spinola al centro dell'attacco. Chelo, Sarrizzo che spazia un po' dietro le punte. Squadra sicuramente offensiva quella di Mister Toto. Intanto ancora un fallo laterale per i rossoblu sul tentativo di Migoni di bloccare il pallone, poi Spinola che non controlla, proprio Migoni a impostare. Subito l'attacco ancora di Chelo sul portiere, va Tronci al rinvio un po' svirgolato, riesce comunque a tenere in campo il pallone Argiolas, il più giovane dei due in campo, il classe 98, numero 2, perché in campo c'è anche il numero 11, Fabio Argiolas, giocatore di maggiore esperienza. Piga sulla sinistra per Spanu, vede, serve Sarrizzo, ma è troppo lungo questo lancio verticale di Spanu. Deve ancora prendere le misure un po' la Torres, misure di questo campo che ricorda quello di Ossi, dove la Torres si allena costantemente, però forse leggermente più piccolo. Non riesce la Ferrini a tenere palla in avanti, allora si riparte da Merenda. Ancora Mannoni riceve, la testa e poi riesce a servire vicino Casu serve Sarrizzo che va a chiedere palle, poi apre tutto dall'altra parte, perfetto per Spinola che stoppa di petto, ha due avversari di fronte, Spinola si accentra un po', palla dentro, è troppo lunga per Chelo, uscita, para a terra Tronci. Era buono il lancio di Sarrizzo che va visto Spinola tutto a sinistra. Parte la Ferrini ma non riesce ancora una volta a tenere palla Podda. Allora Torres con Piga, apertura per Spinola, che questo però è il lancio che è troppo forte sul campo bagnato di sintetico, schizza via la palla. Rimessa laterale per la Ferrini con l'attacco di Piga, ancora un'altra rimessa, anzi no, stavolta in favore dei rossoblu, c'è stato il tocco di Migoni. Dunque Torres che può usufruire di questa rimessa laterale, si impadronisce della sfera Mannoni, poi mette all'indietro per Tore Pinna, abbondantemente fuori dalla propria area, con la Ferrini in copertura, c'è il solo Podda a dare fastidio in avanti. Piga a cercare la corsa di Diouf, c'è l'anticipo però su di lui, ancora in mezzo al campo va Sarrizzo, commettere fallo però. Calcio di punizione a favore dei bianchi di casa. Zero a 0 il risultato, il campo polese di Cagliari. 8 minuti nel corso del primo tempo. Palla all'indietro per Tronci, subito Chelo a infastidire il suo rinvio. Palla viene infatti svirgolata, termina in fallo laterale in favore dei rossoblu. Merenda, Minutolo, Mannoni ancora all'indietro per Minutolo, ancora Merenda, sarà lancio lungo, infatti è così per Diouf che deve stoppare e subito servire all'indietro Casu che però non riesce nel controllo, allora può partire il Ferrini con Podda, porta palla, bravissimo Minutolo a stoppare il suo tentativo, ma c'è ancora Migoni dal vertice destro, palla in mezzo, facile per Pinna. Subito il rilancio a cercare Chelo, palla rimbalza, cerca un impegno difensivo tutto al volo, la Ferrini riesce a mettere all'indietro per Tronci. Sono molto fastidiosi i rossoblu sui portatori di palla della difesa, adesso ruba palla benissimo Mannoni al centro per Chelo di fronte Tronci e c'è il gol della Torres, Michele Chelo sigla l'1 a 0. Infila Tronci sul secondo palo, ma ottimo l'intervento di Mannoni a rubare palla con Ferrini in uscita dalla propria metà campo, ha trovato la difesa contropiede, la Torres, è stato bravissimo Chelo che solo davanti a Tronci ha trovato l'angolino. 1-0 Torres al 10° minuto del primo tempo.
parte bene per la formazione rosso-blu. Naturalmente gara lunghissima, bisogna proseguire con questo atteggiamento. I giocatori della Ferrini un po' in difficoltà, tanto c'è un fallo di caso su Argiolas. Calcio di punizione già battuto, cercare Migoni sulla destra, stop di petto di Migoni, mette a terra, di fronte Spinola. Migoni sceso a dare una mano ai suoi e riesce Spinola a ottenere anche il fallo laterale. Va Spanu, sceglie lungo proprio per Spinola, c'è però l'anticipo, e ancora però Spanu che poi per evitare problemi spara via il pallone verso le tribune. Torres che è passato in vantaggio, 10° minuto, gol di Chelo. Va Merenda su Podda, non c'è fallo, dice il direttore di gara, poi fallo di Piga sul numero 7 Sigismondo. E Piga che si giustifica dicendo che la stava buttando fuori perché c'era un giocatore del Ferrini a terra. Ma Sigismondo non è convinto. Intanto però ci sarà calcio di punizione sul pallone Garau e Medda. Mette la barriera Torrepinna con Spinola e Diouf. Campo, abbiamo detto, molto piccolo, le distanze sono davvero ravvicinate. Vediamo, sarà Garau o Medda. E Garau a lanciare proprio verso la porta, c'è l'intervento di Torrepinna col pallone che gli rimbalza di fronte, poi rimane a terra Torrepinna, forse colpito al capo, forse il palo, ha colpito il palo Torrepinna, che stanno chiamando i sanitari, i giocatori rossoblu. Nel intervenire su questo pallone che era diretto proprio sul primo palo si è tuffato Torrepinna, è riuscito ad evitare la rete, ma probabilmente ha colpito il palo con la testa perché non c'era nessun altro giocatore vicino a lui. Sanitari in campo per assistere Torrepinna, ma sta a terra, tutti i giocatori rossoblu che gli stanno intorno. Probabilmente nulla di grave, ci fa un accenno positivo Stefano Sarrizzo, lo fa alla panchina, rassicurante, si può rialzare Torrepinna, probabilmente proprio una botta sul palo, sul tentativo riuscito peraltro di evitare il gol sul calcio di punizione di Garau. Ancora gioco fermo con il direttore di gara che ovviamente va a sincerarsi. Siamo al 13° minuto nel corso del primo tempo. Rinfila il suo berretto Torrepinna, si rialza, botta per lui, ma tutto a posto. Il pallone tra l'altro era stato messo poi sul fondo da giocatore della Ferrini, tanto c'è un po' di nervosismo tra i giocatori in campo, con Sigismondo che ancora è nervoso forse per l'azione precedente. Tranquillizzano gli animi in campo. Si prosegue con i giocatori che si dicono qualcosa, ma c'è l'arbitro nei paraggi, quindi tutto a posto. Speriamo che la situazione rimanga così tranquilla. Torres che vi ho detto è passato in vantaggio al 10° minuto con il gol di Michele Chelo. Torres si è mostrata da subito, nei primi minuti, molto aggressiva, tutto a 4 attaccanti, perché Sarrizzo attaccante aggiunto, a meno di Sandro Scioni, infortunio muscolare per lui in settimana. Intanto seguiamo questa rimessa laterale, palla della Torres, lascia scorrere Minutolo per Torrepinna.
Apertura sulla destra per Casu, subito palla per Mannoni, è stato Mannoni poi a dare avvio all'azione del gol. Adesso prova a lanciare Diouf, ma c'è l'anticipo di Diouf e poi controlla Sarrizzu, pallone messo in fallo laterale in favore della Torres. Va Casu, davanti alla panchina, palla per Piga per Chelo per Casu, controlla Casu, riceve palla Podda, deve girarsi, controlla bene Casu in questo momento e lo mette in fallo laterale. Il pallone per la rimessa della Ferrini con Garau, autore istante fa di un calcio di punizione insidioso. È stato l'intervento di Tore Pinna. Ancora stoppato un tentativo della Ferrini, adesso Sigismondo però riesce a servire, però in fuori gioco Migoni. Ha provato a fare tutto di prima, formazione di casa. Abbiamo detto, mi dite di spostarmi dal vento, è un po' complicato però la situazione qua. Proviamo a mettere il microfono al riparo, perché il vento arriva un po' da tutte le direzioni e oltretutto piove. Proviamo a sistemare anche la situazione dell'audio. Spero mi possiate sentire un po' meglio. Mettiamo al riparo il microfono, forse così abbiamo migliorato un po'. Torres ora che prova a manovrare con Mannoni per Sarrizzu, gli ruba palla però Medda in mezzo al campo, va ancora Sarrizzu però a infastidire, poi Chelo costringe la Ferrini ancora a ripartire dal suo centrale. Fiori, lancio lungo di Fiori a cercare Sigismondo, c'è la testa di Merenda, poi aggancia benissimo Piga che poi d'esterno lancia Spinola sulla sinistra. Spinola, vediamo, non c'è il calcio d'angolo. L'ultimo tocco è proprio di Spinola, nulla da fare. Sentiamo le urla di Mr. Thornton, anche se non capiamo bene qual è il suo consiglio. Intanto la Torres può usufruire di una rimessa laterale sulla destra con Casu, che cerca in avanti Chelo, viene spostato con una spinta Chelo, poi il pallone messo in fallo laterale da Mancusi. Avanza Casu, vediamo se cercherà la rimessa in area. Sì, palla in mezzo però viene messa fuori e poi perfezionato il disimpegno difensivo. C'è in anticipo però Merenda su Podda e può servire Minutolo. Ancora a cercare Spinola sulla sinistra, Argiolas lo anticipa, mette fallo Spinola, dice il direttore di gara, signor Scifo, nella stazione di Nuoro aumenta anche la pioggia. Podda intanto riceve di petto e poi serve, scarica all'indietro per servizio per Fabio Argiolas, capitano della Ferrini, che avanza e tenta una conclusione, però termina, anzi c'è il tocco, dice il direttore di gara, tra l'incredulità di tutti, sia i giocatori rossoblu che quelli della Ferrini. Comunque signor Scifo dice che c'è angolo sulla conclusione di Argiolas e dunque va proprio Argiolas a battere questo corner già battuto. Attenzione, ancora Argiolas in possesso della sfera, palla dentro e c'è il gol della Ferrini. Su questo cross sul secondo palo viene anticipato Tore Pinna dal numero 6 Mancusi. Dobbiamo dire che su questa azione, calcio d'angolo che non c'era, comunque ha approfittato la Ferrini, che non c'era, insomma, noi non l'abbiamo visto da qui, poi saranno le immagini a dirlo, ma il direttore di gara ha visto un angolo, ma è stata un po' presa di sorpresa la Torres. 1-1, pareggiato i conti la Ferrini quando siamo al 20°, tutto da rifare, ma non era già tranquilla la situazione. Intanto c'è un fallo su Mannoni in mezzo al campo, che si era liberato della sfera. Mannoni si rialza,
Era calcio di punizione per la Torres dal cerchio di centrocampo, aveva già effettuato il lancio Mannoni, ma subito dopo si era accasciato per il fallo di Podda. 1-1 la situazione al Polese di Cagliari. Aperto le marcature Chelo, pareggiato Mancusi. Adesso è la Torres ad avere un calcio di punizione all'out di sinistra, sul pallone Mannoni. Salgono tutti, rimangono solo Spano e Casu, un po' più arretrati, anche se tutta la Torres è nella metà campo della Ferrini. Va Mannoni per la battuta, se questa visuale è un po' precaria. Va Mannoni, palla dentro, attenzione, il colpo di testa e il gol di Stefano Sarrizzu. 2-1 Torres. Stefano Sarrizzu firma il nuovo sorpasso della formazione rossoblu. Questo calcio di punizione di Mannoni, colpo di testa perfetto, preciso, impossibile per Tronci, distanza troppo ravvicinata per lui. Si riporta in vantaggio la Torres quando siamo al 21esimo. Nel corso del primo tempo, gara sicuramente vivace, già 3 gol. Si prosegue naturalmente, la gara è ancora apertissima. Torres non deve fare l'errore precedente, cercare anzi di fare qualcosa di più, tanto la Ferrini naturalmente si riporta in avanti. Podda seguito da Mannoni, si libera della sfera Podda che la serve poi ad Argiolas, va giù Argiolas, è tutto regolare, va a Casu, dà avvio alla ripartenza della Torres, sulla sinistra il libero Spinola, riceve, entra in area Spinola, c'è il suo tentativo ma Tronci respinge, poi c'è calcio d'angolo, vicinissima ancora al gol la Torres, questa ripartenza con Spinola che ha controllato di esterno e poi ha provato a sorprendere Tronci, ma è stato bravo il portiere di casa. Sulla respinta poi ha messo in calcio d'angolo la difesa della Ferrini. Ancora un'occasione con questo corner dalla sinistra, va subito Spano per il corner, diventa un cross sulla sinistra, ancora al mezzo e palla che termina nuovamente in calcio d'angolo. Pallone, chiedono un pallone, probabilmente non va bene quello che si sta utilizzando. Ancora un'occasione per la Torres con questo calcio d'angolo, dopo che c'è stato il tentativo di Spinola. Va Mannoni intanto, 2-1 Torres. Palla lunga sul secondo palo, mette fuori la difesa della Ferrini, c'è ancora un colpo di testa di Sarrizzu, niente da fare, la palla termina fuori. Pericolosa la Torres. 24 minuti, il corso del primo tempo. La Torres conduce 2-1 sulla Ferrini, ancora un rilancio del portiere spostato sicuramente anche dal forte vento che sta spazzando il campo. Fa intanto il signor Scifo a dire qualcosa ai giocatori della Ferrini, non sappiamo perché, la rimessa laterale comunque è in favore della Torres con Spano, si prepara. Spinola in anticipato, c'è Merenda però di testa, Piga subito a far proseguire, si impossessa della sfera Sarrizzu e mette all'indietro per Casu. Va Casu, cercare Mannoni, si allunga un po' il pallone Mannoni e lo perde. Ancora Mannoni però che lotta e ottiene un fallo laterale. Dunque Chelo, Sarrizzu e in mezzo il momentaneo pareggio di Mancusi, quando non siamo ancora alla mezz'ora del primo tempo. Casu intanto per Piga, palla in avanti, ancora Sarrizzu che è un po' da tutte le parti in questo suo ruolo di jolly dietro il trio d'attacco. Va intanto a rubar palla bene Spinola, poi interviene Sarrizzu, la riperde la Torres, può manovrare la Ferrini. Attenzione a Balistreri,
che apre sulla sinistra per Argiolas, di fronte a Casu. Argiolas mette in mezzo ancora lì sul secondo palo, questa volta però la direzione è verso la bandierina, la palla si perde sul fondo. Si riparte con il rinvio da fondo campo di Torre Pinna. Sento che si sta alzando nuovamente. Qui è trattenuto Chelo vistosamente, la maglia allungata, ma il signor Scifo vede il fallo al contrario. Calcio di punizione per la Ferrini nella propria metà campo. Palla all'indietro, subito Chelo che va ad aggredire il portatore di palla, lancio lungo a cercare Argiolas. C'è l'anticipo di Casu, poi però ancora Ferrini con Podda che serve nuovamente Argiolas. Balistreri, ancora Casu che ferma per un secondo e poi Piga che respinge il tentativo di Argiolas. Ancora Ferrini però che può manovrare, lancio questa volta ancora su Balistreri sulla sinistra, Diouf su di lui, palla ceduta a Garau, poi palla in mezzo per Argiolas, attenzione, non bisogna farlo tirare. Sarrizzo lo rincorre, ancora Argiolas, è bravissimo Spano ad interrompere questa trama. C'era Migoni in agguato, ma c'è il fuorigioco di Migoni sulla chiusura di Spano, quindi si ferma l'azione, ma sarebbe stato davvero un problema. Ha alzato la bandierina però l'assistente dell'arbitro, bravo però Spano a non farsi sorprendere comunque. Pinna, seguire Spinola, mette giù e serve Sarrizzu prova con Sigismondo e battaglia tra i due. Palla per la Ferrini, trova una rimessa laterale, poi una seconda, lascia ricompensa Sigismondo al compagno Argiolas, palla in mezzo, esce Piga bene. Argiolas che dice di aver colpito il pallone con la mano, anzi Piga ha colpito il pallone con la mano, chiede anche l'ammonizione. Calcio di punizione per la Ferrini, tre quarti. Sono sempre insidiose questi calci da fermo, perché abbiamo detto il campo è davvero molto piccolo. Argiolas anzi no, lascia l'incombenza Medda, palla in mezzo, attenzione, libera Mannoni, poi Diouf benissimo per Spinola che può far ripartire la Torres, c'è la corsa di Chelo e subito Spinola, ma è troppo lungo il lancio per lui e la palla poi schizza via sul terreno bagnato. Comunque la Torres può avanzare, tenere la Ferrini distante. 28 minuti nel corso del primo tempo. Sigismondo per Balistreri, palla sulla sinistra per Migoni, ora spostato a sinistra, servizio per Garau, la conclusione, la respinta di Torre Pinna e calcio d'angolo. Fatto trovare pronto Torre Pinna, questa azione rapida della Ferrini. Attenzione al corner, come sempre salgono sia Fiori che Mancusi. Bisogna stare attenti in aria ovviamente. Palla dentro, Cieco, poi testa di Sarrizzu, è un fallo però fischiato a favore della Torres. Comunque calcio di punizione per i rossoblù. Minutolo, ci tocca la caviglia a Piga, speriamo non sia nulla di grave. Casu sceglie il lancio lungo per Diouf, c'è l'anticipo di Garau, mette a terra Balistreri, tiene il pallone in campo, c'è Mannoni su di lui, riesce a far filtrare Balistreri, ma la palla ferma tra i piedi di Minutolo. Stava cercando Migoni, Balistreri, ma che è stato cambiato dalla mister Giordano, da destra è passato ora a sinistra. Intanto Merenda a servire Diouf, mette a terra Diouf, lascia poi a Sarrizzu che gli restituisce il pallone, ancora Diouf a terra, calcio di punizione. Terrato Diouf, che questa è una buona occasione
per la Torres, un Mannoni che naturalmente prende possesso della sfera. Una buona posizione, scoccata ora la mezz'ora del primo tempo. Ricordo il risultato, la Torres sta conducendo 2-1. Al gol di Chelo ha risposto Mancusi, poi 2-1 di Sarrizzu, tutto in pochi minuti. Ma non intanto va giù Chelo, spinto in area, l'arbitro si sta dedicando alla barriera. Va l'arbitro intanto ad ammonire, se non vediamo male, Sigismo, sì, un po' nervoso il numero 7 della Ferrini, che si becca il primo giallo della gara. Intanto seguiamo questo calcio di punizione in favore della Torres con Mannoni sul pallone, la barriera della Ferrini. Mannoni che chiede ulteriore distanza, ovviamente i giocatori di casa che conquistano qualche centimetro. Va Mannoni, schema dentro l'area, Chelo per Sarrizzu, ma non riesce, troppo forte il servizio di Chelo per Sarrizzu, che aveva colto la difesa sicuramente impreparata, ma non è riuscito Sarrizzu. Intanto Diouf che si fa una corsa e riesce a interrompere la trama dei padroni di casa. Quella corsia di destra Diouf, che era tutto spostato in avanti, è tornato a dare manforte ai compagni. Palla ora tra i piedi di Merenda, ancora Minutolo. Torres ovviamente non ha bisogno di accelerare, ma bisogna mettere in cassaforte il risultato. Palla in mezzo per Chelo, viene anticipato Chelo, poi Sarrizzu che combatte, poi allontana Balistreri, va in anticipo Casu che va giù. Calcio di punizione, rimasto a terra un giocatore della Ferrini, autore però del fallo su Casu. Calcio di punizione con ancora Mannoni sul pallone, era Podda, giocatore andato a terra. Va Mannoni, la battuta, palla dentro, il colpo di testa di Merenda e riesce Tronci a parare a terra. Un po' centrale questa conclusione, intanto bisogna rientrare immediatamente perché la Ferrini subito riparte. Erano tutti davanti ovviamente i giocatori, intanto è rientrato Diouf velocissimo, il suo lancio in avanti, troppo lungo però per Chelo, riesce Tronci ad evitare guai. Colpo di testa di Merenda, troppo centrale su una palla tagliata di Mannoni. Ancora Mannoni che libera, gli serve Spinola che vede la corsa di Diouf, lancia in avanti di Diouf ci arriva su quella palla, però c'è in anticipo autore del momentaneo 1-1, gli ruba palla però Diouf, palla dentro per Chelo che non controlla però ottimamente in aria e poi spazza la Ferrini. Bravissimo Diouf, prima è stato anticipato, poi però Stuzzi è riuscito a far palla a Mancusi. Ancora pallone per Spinola sulla sinistra, Spinola mette al centro e deve rifugiarsi nel calcio d'angolo Fiori. Corner per la Torres, sta attaccando con intensità, già diverse le occasioni anche dopo il gol del nuovo vantaggio. Seguiamo calcio d'angolo sul pallone Mannoni, tutti in aria ovviamente, palla lunga, c'è con i pugni Tronci, vediamo se la palla è ancora in gioco, no, sarà ancora angolo. C'è anche un vento sicuramente fastidioso soprattutto per i portieri, perché queste traiettorie spesso sono davvero insidiose, poi Mannoni è abile a dare effetti al pallone. Ancora Mannoni, tutti nell'area di rigore della Ferrini, c'è tutta la Torres che prova a colpire questa palla ma nessuno ci arriva.
È rimasto a terra intanto il giocatore della Ferrini nell'area piccola. Anche qua pericolosissimo, ci hanno provato in 3-4, il pallone è uscito fuori ma non ci è sembrato che nessun giocatore rossoblu l'abbia toccato. È rimasto a terra intanto su questa azione il giocatore della Ferrini, non sappiamo di chi si tratti. Gioco fermo, Torres che conduce 2-1, buona Torres, fin qui ha concesso poco, se non quella azione che ha portato poi al gol, però è sempre pericolosissima la Ferrini quando si muove con azione di prima, perché il campo lo consente di giocare in maniera rapida, oltretutto palla a terra perché il vento oggi sicuramente infastidisce sui lanci. Ora a terra il giocatore della Ferrini. Non pensiamo ci sia bisogno di un cambio, anche se si sta scaldando. Giocatore dalla panchina per i padroni di casa. Lo aiutano a rialzarsi, è proprio Sigismondo, numero 7 della Ferrini, probabilmente è caduto male sul tentativo di arrivare su questo calcio d'angolo, l'angolo battuto da Mannoni, che non ci è sembrato di vedere nessun fallo in area. Intanto si riparte con il rinvio di Tronci, Ferrini momentaneamente in 10, colpo di testa di Mannoni, va a saltare Diouf, c'è però Garau che serve Piga in avanti per Chelo, arriva Diouf, non c'è nulla, dice il direttore di gara, è andato giù Diouf sul contrasto con Mancusi, perde palla Fabio Argiolas e sarà rimessa laterale. Ferrini ancora in 10, che non è ancora entrato Sigismondo, Sigismondo, giocatore rimasto fuori. Spano adesso per Spinola, siamo a sinistra, Spinola preferisce mettere all'indietro per Merenda, senza fretta la Torres che potrebbe approfittare dell'uomo in meno, va Minutolo, servire ancora Spanu, avanza Spanu, palla al piede, ha rimesse ancora per la Torres sull'anticipo su Chelo. Intanto può rientrare Sigismondo, ristabilita la parità numerica. La rimessa rossoblu con Spanu, perde palla però la Torres nell'occasione, c'è Merenda in anticipo ottimo su Podda, va a terra Podda ma non è successo niente, palla lunga a cercare Diouf, c'è l'anticipo però di Mancusi su Diouf, rimasto a terra, viene messo fuori il pallone ma Podda è fuori dal campo. Non è successo assolutamente nulla perché è andato sul pallone Merenda. Gioco ripreso, palla per Tronci, poi Medda, avanza Medda, riesce a trovare Sigismondo che si gira e poi mette dentro, nulla da fare però sul controllo errato, poi va giù Sarrizzu che scivola, c'è una conclusione di Medda, un pallone che termina abbondantemente fuori. Provato il controllo Sarrizzu, è andato proprio giù, scivolato, non ha approfittato Medda. 2-1 Torres, quando siamo al 40°, mi dite che c'è nuovamente vento, spero di risolvere magari nel secondo tempo. Tanto Spinola all'indietro per Mannoni, per Piga, ancora Mannoni,
lancio di Mannoni per Chelo, c'è però il colpo di testa della difesa della Ferrini, recupera ancora palla però la Torres con Mannoni, poi va giù Casu, qua c'è un fallo, si era già liberato del pallone Casu, colpito. Calcio di punizione per i rossoblù. Siamo di fronte alla panchina della Torres. Si rialza Casu, nulla di grave per lui. Sul pallone Mannoni. Mannoni salito Minutolo, rimasto Merenda dietro, palla lunga, cercare proprio Minutolo, la palla però schizza via, non ci arriva. Giocatore rossoblù. Quarantunesimo, 2-1 Torres. Chelo e Sarrizzu. Chelo che ha aperto le marcature, poi è arrivato il momentaneo pari di Mancusi e poi qua c'è fallo su Mannoni. E poi ancora in rete la Torres con Sarrizzu di testa. Una bella traiettoria di Mannoni, ancora lui sul calcio di punizione e sale Minutolo. Va Mannoni, palla lunga a cercare ancora il giocatore rossoblù e poi sul secondo palo non ci arriva Spinola. Azione fotocopia rispetto a quella precedente, ha abbassato un po' la traiettoria Mannoni ma non ci è arrivato comunque Minutolo, che prova adesso a dare maggiori coordinate al suo compagno per la prossima volta. Intanto va Tronci alla battuta, va Chelo subito sul portatore di palla, lancio lungo a cercare Podda, c'è il colpo di testa di Minutolo, va Sarrizzu a cercare l'anticipo ma c'è Medda a mettere palla a terra, a cercare Podda sulla sinistra, Podda però non trova Garau, butta via palla malamente la Ferrini. Pensava di trovare il compagno lì, invece era qualche metro più indietro Garau. Ancora Torres con Merenda. Lancio lungo di Merenda, ma troppo lungo per Diouf. Palla direttamente tra le braccia di Tronci. Intanto prova Merenda a cercare la corsa di Diouf. Palla che finisce tra i piedi di Mannoni. Ancora un lancio però fuori misura. Palla in fallo laterale in favore della Ferrini. Podda in avanti. Palla che termina in fallo laterale e va a Spano. Va Spano, lancio lungo, cercare Sarrizzu, trova invece Argiolas, mette a terra Podda, Balistreri, Garau, attenzione, conclusione di Garau, deviata, corner per la Ferrini, che prova con i rapidissimi cambi di fronte a mettere in difficoltà la Torres. Attenzione adesso, questo corner sul pallone Argiolas, che però serve praticamente Spinola. Palla messa in fallo laterale però dove c'è ancora Argiolas per Migoni. Ovviamente gioca cercando la velocità e poi bravissimo Migoni a saltare Mannoni, ma non Spano che gli butta il pallone in fallo laterale. Correnzono d'attacco, attenzione la Ferrini, Podda riceve in area, c'è il colpo di testa di Minutolo, poi allontana Casu, può andare Diouf ma c'è Medda sul pallone di tacco, Medda all'indietro per Garau, palla dentro ma c'è Minutolo e Sarrizzu che si impossessa della sfera, poi apre sulla sinistra per Spano, deve distendersi la Torres, preferisce servire Piga, Spano e poi Mannoni, ancora Piga, lancio intercettato però da Podda, Sarrizzu però ancora ottimamente a rubare palla all'indietro per Merenda. E poi Minutolo si fa tutto il campo Sigismondo per dar fastidio a tutti. Casu, lancio lungo di Casu a cercare Chelo,
va giù Chelo sul contrasto con Fiori, ma non c'è nulla, palla che arriva tra i piedi di Tronci, ancora lancio lungo, cercare Argiolas, poi però c'è l'anticipo di testa di Minutolo su Migoni che sicuramente fisicamente, tanto qua è colpito al petto Piga, va subito Fabio Argiolas però a sincerarsi delle sue condizioni, sono andati a saltare entrambi sul pallone. Gioco fermo, calcio di punizione per la Torres, quando manca pochissimo alla fine di questo primo tempo. Siamo già al 45esimo del nostro cronometro, la Torres conduce 2-1. Vediamo se ci sarà recupero, c'è stato qualche momento in cui si è fermato il gioco, soprattutto sull'infortunio di Torre Pinna. Ferrini ora al rilancio in avanti, c'è il colpo di testa di Merenda. Ancora Merenda che riesce a colpire all'indietro e poi Piga qua commette fallo in ritardo su Argiolas. Siamo già nel recupero del primo tempo, massima attenzione fino alla fine, intanto già battuto il calcio di punizione, palla lunga, ci sono sia Merenda che Minutolo, poi butta fuori Minutolo. Rimasta a terra Podda intanto che si lamenta. Balistreri. De Arau. Finisce qui il primo tempo. La Torres conduce 2-1. Chelo e Sarrizzui, gol rossoblu di Mancusi, il gol della Ferrini. Terminiamo qui il collegamento per risentirci per il secondo tempo. A più tardi.